Romagna da $500 miliardi su progetti di mobilità, ambiente, concessioni demaniali e costa, ma l'appello congiunto al governo è sull'autonomia. Draghi risponda ora, chiesta anche il rientro delle spese sostenute per la gestione Covid. A quasi 2 anni dall'arrivo del Covid in Veneto, a Schiavonia, l'ospedale simbolo della pandemia riapre il pronto soccorso. Stamane un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Covid. In 2 anni perse nella Marca trevigiana oltre 1000 imprese del terziario, il settore più colpito, quello degli alberghi, il crollo del fatturato dell'80%, chiesta la proroga della cassa integrazione per i collaboratori. Mancano magistrati e dipendenti, giustizia veneziana al collasso, l'allarme di tribunale, camera penale e avvocati, chiesto un concorso ad hoc per colmare il vuoto. In tutto il Veneto i cortei degli studenti dopo la morte dei giovani impegnati nell'alternanza scuola-lavoro e nuova battaglia sull'esame di maturità. Code di oltre 4 km sul passante nel pomeriggio a bloccare il traffico, un camion dei vigili del fuoco uscito di strada e finito di traverso sulla carreggiata. Oscar De Pellegrino ufficializza la sua candidatura a sindaco di Belluno. L'ex campione paralimpico scende in campo da Civico appoggiato da Lega e Forza Italia, al via il dialogo con Fratelli d'Italia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con il faccia a faccia che c'è stato questa mattina a Palazzo Balbi tra il presidente del Veneto Luca Zaia e il collega dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Sul tavolo tanti temi, dalle ciclovie al parco del Delta del Po, ma soprattutto un tema, quello dell'autonomia. Un'autonomia che vediamo lì all'orizzonte, oggi oggetto di quello che dovrebbero essere le battute finali di una legge quadro. Siamo convinti che la partita dell'autonomia sia assolutamente cruciale e sarà pregnante nelle prossime settimane, non vi dico nei prossimi mesi. Siamo in attesa di una risposta, siamo in attesa e Draghi batta un colpo. Il tema non è avere più soldi, il tema è quello di poter avere capacità di programmazione e di sburocratizzazione nel poter fare bene. L'autonomia è stata al centro del confronto a Palazzo Balbi tra i presidenti di Veneto ed Emilia Romagna, Zaia e Bonaccini. Le due regioni, insieme alla Lombardia, che nel 2017 hanno avviato l'iter, sono disponibili a proseguire il confronto con il governo sulla legge 4 per l'autonomia e si impegnano a condividere ed elaborare da subito uno schema comune di intesa da sottoporre al governo. Dopo il confronto con i precedenti esecutivi, quello Draghi per Bonaccini e Zaia potrebbe essere decisivo per segnare una svolta. La ministra Gelmini, ministra alle affari regionali, ha indicato la volontà di poter partire già nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Noi crediamo possa essere la volta buona. Zaia ricorda poi come durante il suo discorso di insediamento il capo dello Stato Mattarella abbia parlato proprio di autonomia delle regioni. Questa attenzione da parte del Quirinale non sia irrilevante per questo percorso, che dovrà essere comunque un percorso che dovrà essere accompagnato. Quindi adesso aspetta a Palazzo Chigi rispondere. Il Presidente del Consiglio sposi in toto e segua personalmente questo dossier, perché la vera pagina di storia che questo governo può scrivere è rappresentata da questa grande riforma istituzionale. Bonaccini e Zaia, che hanno affrontato fianco a fianco questi 24 mesi di emergenza sanitaria, ora chiedono al governo un riconoscimento delle spese sostenute nella lotta al Covid. È fondamentale che ci sia un ripianamento di queste spese. Del resto, l'alternativa quale sarebbe stata? In assenza di autonomia delle regioni, il governo le avrebbe comunque dovute sostenere queste spese. Ma oltre che sull'autonomia, Veneto ed Emilia Romagna hanno stretto un asse anche su molti altri temi di comune interesse, dalle concessioni demaniali alle ciclovie, con un finanziamento complessivo tra le due regioni di oltre 117 milioni di euro. Ammonta a 357 milioni lo stanziamento totale per il fiume Po, 55 milioni invece per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale del parco Delta del Po. Progetti che sono già stati vagliati, li gestiranno i due parchi regionali più i 18 comuni interessati. Noi siamo convinti che si può già partire entro la fine di quest'anno e dentro il 2026 terminare i lavori. Ma ci sono altre sfide che i due governatori condividono, come quella della costa adriatica. Pensare di fare una comunicazione internazionale, visto considerato che siamo la realtà balneare più esclusiva e più importante a livello internazionale. E a quasi 2 anni dall'arrivo del Covid in Veneto, a Schiavonia l'ospedale è diventato il simbolo della pandemia, riapre il pronto soccorso. Domani intanto i sindaci della Bassa Padovana tornano a manifestare proprio davanti all'ospedale per chiedere che il nosocomio non sia mai più Covid hospital.
Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid. A pochi giorni da quel 21 febbraio 2020, quando il coronavirus fece irruzione nella nostra regione con i primi 2 contagiati ricoverati a Schiavonia, l'ospedale riapre il pronto soccorso ai pazienti non Covid, una riapertura che ha il sapore della speranza. Con la sua apertura, perché significa appunto che la situazione pandemica sta andando appunto in miglioramento e in miglioramento importante. Questo grazie sicuramente ai vaccini che sono stati fatti, e ricordo anche come precisazione che nell'ultimo periodo, cioè in questa ondata, tutti gli ospedali hanno collaborato accogliendo comunque appunto persone ammalate di Covid, e ricordo anche che Schiavonia in questo periodo comunque ha potuto mantenere in questo tempo appunto una serie di attività importanti di base no Covid, che hanno comunque garantito, diciamo, una risposta comunque nei confronti della popolazione. Schiavonia, ospedale di riferimento di tutta la bassa padovana, nelle diverse ondate del virus è sempre stato scelto dalla regione come Covid Hospital della provincia di Padova. In questa ondata è riuscita a mantenere anche attività non Covid come il punto nascite, l'oncologia e la psichiatria. Ora, grazie al progressivo svuotamento dei reparti Covid e il ritorno di operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni e nei tamponi, l'USL 6 inizierà anche il recupero delle prestazioni ambulatoriali, oltre 83.000 quelle da fare, dei ricoveri chirurgici quasi 6.000 e oltre 25.000 screening oncologici. Entro l'anno la promessa che verranno tutte smaltite. Intanto nelle prime ore di riapertura del pronto soccorso a Schiavonia sono già stati visitati quasi 90 pazienti non Covid. Il calo dei contagi e della pressione nei reparti ha anche permesso di rimodulare i posti letto in terapia intensiva. Abbiamo anche avuto una riduzione di quelli sono i posti che saranno destinati ai pazienti Covid, sono praticamente dimezzati. Siamo passati da 16 posti letto destinati ai pazienti Covid positivi a 8. Questo ci ha consentito di aprire parte della rianimazione a pazienti che non sono infetti dal Covid, quindi destinati alle normali attività della struttura ospedaliera. Oltre al pronto soccorso a Schiavonia ha riaperto per 12 ore al giorno la rete infarti e ictus, e nei reparti di chirurgia aerea medica ci sono 75 posti letto in più per i non Covid. È arrivato proprio in questi minuti, mentre è adesso in corso la conferenza stampa del Premier Draghi, è arrivato all'unanimità il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro bollette, il decreto sulle cessioni dei crediti legati al bonus edilizi, compreso il super bonus. In campo, spiega il Premier Draghi, quasi 8 miliardi di euro senza scostamenti. Di questi 5,8 miliardi per il secondo trimestre per far fronte proprio al caro bollette. Questi comprendono l'azzeramento degli oneri di sistema sull'elettricità sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese, e le imprese più grandi per 3 miliardi, e poi la riduzione dell'IVA sul gas, riduzione degli oneri sul gas, rafforzamento del bonus sociale, insomma una serie di provvedimenti che intervengono proprio per far fronte all'emergenza, alla vera e propria emergenza legata all'elettricità e al gas. E anche da questo punto di vista il Premier Draghi punta ad un aumento della produzione del gas nostrano, mettendo sul tavolo 500 milioni per le imprese italiane gasivore. Si interviene poi anche, come detto, sull'automotive e sulla cessione del credito per bonus edilizi e super bonus, ma arrivano anche 400 milioni di euro per le spese sostenute dalle regioni per far fronte all'emergenza Covid. Allora sentiamo proprio alla luce di quanto deciso dal governo le parole del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi. Credo che l'annuncio del presidente Draghi di mettere mano al portafoglio per alleggerire il peso di queste bollette pesantissime sia sicuramente un segnale importante, che il rischio concreto è che si metta un bastone tra le ruote a quella che doveva essere una bicicletta che stava ripartendo all'insegna della ripresa economica dopo 2 anni di gestione pandemica che ci aveva messo tutti in crisi. È fondamentale poi stabilizzare le tariffe per quanto riguarda il futuro, e l'appello che faccio partendo anche dal Comune di Treviso è quello di, visto che si sono accesi i riflettori sul tema dei
dei consumi e delle tariffe. Oggi parliamo di tariffe, noi come Comune di Treviso siamo orgogliosi anche di dire ai nostri cittadini che ci stiamo concentrando sui consumi, tanto che stiamo progettando ben 3 comunità energetiche con l'installazione di pannelli fotovoltaici negli immobili piuttosto che nelle ex discariche, proprio per gestire meglio i consumi del nostro comune. E restiamo nella Marca trevigiana, perché in 2 anni di pandemia si sono perse oltre 1000 imprese. Sono appunto i conti della Confcommercio provinciale di Treviso. Il settore più colpito, quello degli alberghi, dove il crollo del fatturato è stato dell'80%. Chiediamo la proroga della cassa integrazione per i nostri collaboratori. Perderli sarebbe devastante, dice Giovanni Kerr. Il 31 marzo scade la cassa integrazione e vorrebbe dire a livello nazionale più di 500.000 addetti e anche nella Merca sicuramente qualche centinaio di addetti nel settore specifico. Prorogare la cassa integrazione per i lavoratori del turismo anche oltre l'eventuale fine dello stato di emergenza legata al Covid, troppo profonde del resto le ferite di un settore che nella Marca in 2 anni di pandemia ha perso circa l'80% dei ricavi rispetto agli anni precedenti, a fronte di ristori che non sono stati più del 20% del valore delle perdite di fatturato. 140 gli operatori che resistono nel trevigiano, tutti ancora sulle montagne russe dell'incertezza. Si lavora un po' durante la settimana col traffico di chi si muove per lavoro, mentre nel fine settimana gli alberghi si svuotano perché il turismo non ce n'è, la gente non si muove per 1000 ragioni, c'è ancora tanto Covid in giro, la gente ha paura di muoversi, abbiamo delle regole così complesse riguardo ai Green Pass, Green Super Pass, arriva un cliente straniero, ha delle regole completamente diverse, quindi sarebbe una grande cosa poter semplificare questo sistema. Dall'emergenza pandemica a quella dell'energia che fa esplodere le spese di gestione, il passo è breve, sottolinea Kerr, che su tutto chiede una vera e propria calmierazione dei prezzi, ma i conti della Confcommercio provinciale tracciano un quadro che va oltre l'alberghiero e guarda al terziario nella sua interezza. 1059 le imprese bruciate in 2 anni, saldo che deriva dalla chiusura di 2656 aziende e l'apertura di 1597 nuove realtà. Uno dei pochi comparti a poter sorridere è quello degli alimentaristi, vista la riscoperta dei negozi di prossimità, anche grazie ai servizi di recapito a domicilio entrati nelle abitudini di almeno il 30% dei clienti, nonostante il superamento delle restrizioni più invasive. Perché una cosa è certa, al di là dei numeri sono cambiate le consuetudini di vita. Carenza di organico, giustizia al collasso a Venezia, oggi il nuovo grido d'allarme. Nel frattempo la conferenza congiunta sul funzionamento del sistema della giustizia a Venezia ha già prodotto alcuni risultati. Una delegazione dell'Ordine degli Avvocati Veneziani è stata ricevuta questa mattina dalla Presidente della Sesta Commissione in Regione. Martedì l'audizione in Senato a Roma. Ormai la crisi del sistema giustizia a Venezia e anche nel Veneto è all'attenzione nazionale. Lo ha confermato la seguitissima conferenza stampa congiunta di questa mattina tenutasi nell'aula della vecchia Corte d'Assise di Rialto, alla presenza tra gli altri anche del Presidente del Tribunale di Venezia, dottor Salvatore Raganà. Gli avvocati sono stati poi ricevuti in Regione Veneto dalla Presidente della Sesta Commissione regionale Francesca Scatto, antipasto di quello che succederà martedì in Senato a Roma. Abbiamo avuto un proficuo colloquio con la Presidente della Sesta Commissione del Consiglio regionale del Veneto e martedì stesso farà il possibile per presentare un'interrogazione anche al Consiglio della Regione del Veneto. Poi martedì prossimo saremo presenti alle 1 presso la Commissione del Senato Giustizia del Presidente Ostellari e alle 15:30 invece verremo ricevute dal sottosegretario onorevole Sisto. Faremo il possibile per poter mantenere i riflettori accesi su questa difficile situazione. L'appello del Presidente degli Ordini degli Avvocati di Venezia è condiviso da tutti, come spiega il Presidente del Tribunale Lagunare. Il problema numero 1 è la carenza di organici. Attualmente la carenza ha raggiunto il 40%, se non si riesce a fermare questa emorragia la gestione della giustizia a Venezia sarà quasi impossibile.
Concorda il numero 1 della Camera Penale veneziana Renzo Fogliata, a nome anche della circoscrizione veneta dei penalisti. Entusiastica rispondenza nella magistratura, nella persona del presidente Laganà, e adesso abbiamo anche l'appoggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Cercheremo appunto di portare avanti una protesta forte e anche una proposta perché si sblocchi questa tragedia civile che è la paralisi del Tribunale. Sono scesi in piazza a Mestre oltre un centinaio di studenti in protesta contro il modello alternanza scuola-lavoro e lacune, hanno detto, a livello didattico. Facendo la premessa che ci siamo ritrovati a Roma 2 settimane fa, il 5 e il 6, in un'assemblea nazionale che ha visto riuniti tutti i rappresentanti degli studenti medi da tutta Italia, di differenti organizzazioni, collettivi scolastici, eccetera, per stilare una piattaforma che avesse delle rivendicazioni precise che vertono principalmente su 4 punti, che sono il PNRR, il PCTO, la repressione e la maturità. Gli studenti delle superiori scendono in piazza a Mestre con una mobilitazione nazionale, portando avanti una rivendicazione sulle lacune accumulate e i disagi che non permettono loro di essere pronti ad affrontare la maturità, ma specialmente tornano a protestare contro il modello alternanza scuola-lavoro. Chiediamo che ci sia un investimento maggiore all'interno di quella che è la formazione degli studenti dal punto di vista prettamente scolastico e non che i fondi vengano deviati all'interno dell'aziendalizzazione, degli ITS, degli istituti TED, e soprattutto che non vengano deviati all'interno di quella che è l'alternanza scuola-lavoro, che in meno di 3 settimane ha visto già 2 ragazzi morti. Oltre un centinaio di ragazzi hanno sfilato in centro a Mestre, partiti alle 9 del mattino da Piazzale Cialdini, hanno raggiunto successivamente l'ufficio scolastico regionale, portando in mano un lungo striscione riportante i nomi di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenocci, i giovani morti proprio durante l'alternanza scuola-lavoro. Chiediamo che ci sia un maggiore ascolto da parte di quelli che sono le organizzazioni che si occupano di noi studenti, il Ministero in primo luogo, per venire incontro a quelle che sono le richieste materiali degli studenti che si trovano in condizioni veramente pessime all'interno degli istituti stessi. Richieste precise e chiare fatte al ministro Bianchi dagli studenti ancora alle prese con la lotteria dei contagi e l'incubo della DAD. Chiediamo che ci sia ascolto, dialogo tra le 2 parti e che da parte nostra ci sia la comprensione che ci aspettiamo da parte del Ministero e che invece al momento si riversa solo nelle manganellate in testa agli altri studenti. Siamo alla cronaca, poco prima delle 15 lungo il passante di Mestre in direzione Trieste, nel tratto compreso tra il bivio tra la A4 e la A57 e la stazione di Spinè, un autoarticolato dei Vigili del Fuoco adibito al trasporto di mezzi operativi è finito di traverso sulla carreggiata nella zona di Mirano. Le cause del sinistro sono ora al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco e agli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete, coordinati dal centro operativo di Mestre in servizio di assistenza e presegnalazione. A causa del mezzo di traverso e delle operazioni di recupero che hanno richiesto l'intervento di un autogru è stato necessario chiudere al traffico 2 corsie di marcia e in carreggiata est del passante si sono formati fino a 4 km di coda. E ieri sera in A4 all'altezza di Latisana, ennesima tragedia, 3 persone hanno perso la vita, tra loro un 64enne trevigiano. Questa è la scena che si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori intervenuti ieri sera, poco dopo le 20, lungo la A4, all'altezza dell'uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. L'auto sulla quale viaggiavano 3 persone, tutte residenti a Lignano, ridotta ad un ammasso di lamiere. Per 2 degli occupanti, una 74enne austriaca e un 63enne originario di Treviso, Roberto Cartini, purtroppo non c'era più nulla da fare. In gravissime condizioni l'uomo che viaggiava con loro, morto poco più tardi. Da una prima ricostruzione la vettura, dopo essere finita per cause ancora da chiarire contro la cuspide dello svincolo, è rimbalzata venendo travolta da un autoarticolato che in quel momento stava sopraggiungendo, finendo poi contro la barriera laterale della carreggiata. Cartini e l'amica sono rimasti uccisi sul colpo, l'altro amico è stato dapprima trasportato all'ospedale di Latisana e successivamente a quello di Udine, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Spetterà ora agli agenti della Polstrada di Palmanova ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del SUE ma anche i vigili del fuoco, le operazioni di soccorso hanno creato inevitabili rallentamenti in direzione Venezia.
Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una maxi chiusura di 16 ore dell'autostrada A4 per lavori nei tratti tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Porto Gruaro, l'allacciamento A4 A28 in direzione Venezia. La chiusura è prevista dalle 20 di domani, sabato, alle 12 di domenica. Il cantiere per la costruzione della terza corsia tra Alvisopoli e il nodo di Porto Gruaro, informa Autovia, sta attraversando una fase cruciale. Nella notte tra sabato e domenica verranno raccordati i vecchi tratti tuttora utilizzati per la circolazione con i nuovi all'altezza del nodo di Porto Gruaro, dove nei giorni scorsi, oltre alla costruzione e all'apertura al traffico del nuovo cavalcavia, sono state adeguate le rampe da e verso la A4 e la A28 in direzione Trieste e Porto Gruaro Conegliano. Si tratta nella fattispecie ora di portare in quota l'asfalto, spostare le barriere di sicurezza e quindi rifare le segnaletiche. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. La politica Belluno. Oscar De Pellegrino ufficializza la sua candidatura. Sindaco della città, l'ex campione paralimpico scende in campo da civico con la lista Belluno al centro. È proprio un amore verso la mia città che mi porta oggi, a proporre questa mia candidatura. Una città che mi è sempre stata vicina. Attorniato dagli amici più cari, dalla moglie Edda e dal figlio Marcel, Oscar De Pellegrino, il plurimedagliato atleta paralimpico di tiro con l'arco, 59 anni a maggio, ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Belluno. La sua storia sportiva parla da sola, il suo impegno ai vertici del Comitato Italiano Paralimpico, della FISPES, del CONI e della Fitarco l'ha forgiato a una politica diversa da quella dei partiti. La sua lista è una civica pura che si chiama Belluno al centro, perché mirare all'obiettivo per De Pellegrino è stata la scelta di una vita. Lo faccio nel mio modo, con molta umiltà, con molta concretezza. Sono sostenuto da tutto il centrodestra, però con elementi che ci uniscono di obiettivi comuni, di fare del bene per la città e non per altre ideologie politiche. Lega e Forza Italia avrebbero sciolto ogni riserva, con Fratelli d'Italia la fase di corteggiamento. C'è un flirt, non un fidanzamento, precisa il coordinatore veneto Luca De Carlo. Il programma di Oscar De Pellegrino è aperto al contributo di tutti. Già dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per l'ascolto dei cittadini. Lo sguardo è rivolto al futuro. Belluno non può perdere il treno delle Olimpiadi. Dobbiamo unirci tutti assieme, perché Belluno deve fare una buona parte, deve fare la sua parte da capoluogo, deve, secondo me, avere la possibilità di essere all'interno di questo grandi eventi e fungere veramente, fare la funzione da capoluogo. Una Belluno vivibile, verde, che favorisce la cultura, aiuta i giovani e chi è in difficoltà. Una Belluno accessibile. Io credo che le barriere architettoniche non sono un problema, basta studiarle, basta progettare e si abbattono. Mi fa molta più paura le barriere mentali. A Mestre il convegno organizzato dal Sindacato Giornalisti del Veneto per discutere il nuovo decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. Il flusso di notizie dalla procura ai giornali si è interrotto e si è burocratizzato, è molto difficile verificare, perché il nostro compito è verificare le fonti, verificare la veridicità delle notizie, quindi questo ci complica tantissimo nel diritto-dovere di informare. Decreto legislativo 188/2021 sulla presunzione di innocenza e diritto alla cronaca sono temi centrali che preoccupano il mondo dell'informazione e vengono discussi a Mestre in occasione del convegno organizzato dal Sindacato Giornalisti del Veneto nell'ambito del direttivo regionale. Che rendere in maniera così appunto burocratica appunto il flusso informativo, sempre nel rispetto ovviamente del principio di non colpevolezza, che è chiaramente il tema cardine di questa legge, è un limite ovviamente che esso si sta forse anche pagando dal punto di vista appunto della resa giornalistica. Entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, il nuovo decreto legislativo pone forti restrizioni nella diffusione di notizie da parte delle autorità
dell'autorità pubblica ai cronisti, mettendo così a rischio il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati. Rischio imbavagliamento ai cronisti giudiziari, perché le conferenze stampa dei PM nel corso delle indagini potranno tenersi solo ed esclusivamente se autorizzate dal procuratore della Repubblica, andando così a ledere la freschezza della notizia. La Procura non ha interesse a far circolare notizie, la Procura ha interesse, se richiesto, di condividere un'informazione utile nel rispetto ai principi che la legge giustamente impone. Criteri inseriti a livello normativo che necessitano di essere rivisitati per garantire lo snellimento dei mezzi di comunicazione da parte delle autorità pubbliche alla stampa. L'unica soluzione concreta alle difficoltà di uscita dalla notizia deve venire da un'applicazione saggia e in qualche modo spedita delle nuove norme. Noi non vogliamo che questo decreto diventi un bavaglio, oltre che ai magistrati, anche ai giornalisti, perché significa un bavaglio all'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica ha il diritto di essere informata in maniera corretta, in maniera equa, in maniera trasparente e soprattutto tempestiva. Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Allora Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui canali, ve lo ricordiamo, 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. Siamo in chiusura, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo, tempo un po' variabile sul nostro territorio, clima sempre gradevole. Vediamo il dettaglio di sabato 19 febbraio. Sul Veneto cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso nella seconda parte della giornata, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Probabilità generalmente bassa di sporadiche e deboli precipitazioni sulla pianura, specie al pomeriggio. Possibile nevischio sopra i 1500 metri. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 10 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo molte nubi, con piogge però piuttosto diffuse al mattino, via via in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo anche qui grigio e coperto, ma sarà più asciutto e in genere senza fenomeni. Temperature minime intorno a 1-4 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.